Era da tempo che nel nostro TG non ci occupavamo più di Covid-19 e di casi avvenuti nella nostra provincia. Oggi ne è scoppiato uno nuovo nella città di Ravanusa. A comunicarlo tramite un suo video direttamente il primo cittadino Carmelo D'Angelo, informato ieri sera tardi direttamente dall'ASP di Agrigento. Si tratta di una donna rumena originaria rientrata dall'estero che probabilmente lo avrà preso lì il Covid. Ad affermarlo appunto il primo cittadino. È stata trasferita a Caltanissetta e risulta essere sintomatica. Carmelo D'Angelo esorta quindi i suoi cittadini a mantenere le distanze di sicurezza, le mascherine, di rispettare le norme, in particolare ai giovani che fanno movida, e di non vanificare i sacrifici fatti durante i periodi invernali nel lockdown. Purtroppo devo confermare un nuovo caso di contagio a Ravanusa che mi è stato comunicato nella tarda serata di ieri, ma ufficializzato questa mattina. Si tratta di una nostra concittadina che di recente è stata all'estero, che probabilmente ha contratto il virus nel suo soggiorno fuori dall'Italia. L'ASP di Agrigento ha già avviato l'indagine epidemiologica e spero riesca a concluderla nelle prossime ore. La paziente purtroppo è sintomatica e si trova ricoverata presso una struttura ospedaliera della nostra provincia. Ho già convocato l'unità di crisi per le ore 10:30 per monitorare l'evolversi della situazione nella speranza che questo focolaio rimanga circoscritto. Nonostante la curva di contagio si sia notevolmente abbassata, questa è la prova che il rischio è sempre dietro l'angolo e per questo esorto sempre i miei concittadini alla massima cautela. Non dobbiamo allarmarci, non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo rispettare sempre le regole del distanziamento sociale che, come sapete, sono affidate soprattutto al nostro senso di maturità e al nostro senso di responsabilità. È un appello che rivolgo soprattutto ai giovani: non pensiamo che tutto sia finito e dobbiamo avere soprattutto rispetto degli anziani e degli immunodepressi. Per questo invito sempre ad avere molta attenzione e alla massima cautela. Un ulteriore invito rivolgo anche alle attività commerciali perché siano più attenti a rispettare e a fare rispettare le regole, soprattutto negli ambienti chiusi. Per questo confido nella vostra collaborazione, nella collaborazione dei miei concittadini, e ho dato già mandato alle forze dell'ordine di monitorare costantemente e puntualmente il rispetto delle norme, soprattutto all'interno dei locali. Se ci saranno aggiornamenti vi farò sapere naturalmente nelle prossime ore. Intanto vi auguro buona estate, ma che sia un'estate con molta attenzione e molta cautela.